Ben ritrovati cari amici nel nuovo appuntamento di Radio Chef. Allora questo maggio abbiamo deciso di ridedicarlo al caffè, che ci tiene su di morale anche nelle giornate più complicate e intense che abbiamo. Adesso siamo un po' freschi anche perché il ponte, abbiamo avuto qualche occasione di relax, però abbiamo qui con noi proprio per parlarci appunto di questo elisir che è il caffè, di cui molti di noi sono dei grandi appassionati, Alberto Poloiaz, titolare di Imperator Bloom Specialty Coffee, che è qui con noi ospite in studio. Buongiorno, ben trovato Alberto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, il caffè intanto per Trieste è assolutamente una delle nostre caratteristiche, non soltanto perché lo beviamo in modi strani, ma anche perché siamo dei veri grandi appassionati di caffè e abbiamo una cultura del caffè e tutto quello che ruota intorno, perché quando parliamo di caffè non è soltanto la bevanda, ma anche tutto quello che è appunto intorno a questo rituale si è creato poi nella storia e nella letteratura. Per cui Esatto. andremo insieme a te a scoprire tutti i segreti per degustare un buon caffè e quali sono le sue caratteristiche. Sei pronto, Alberto? Sì, assolutamente. Una domanda veloce prima di iniziare: la tua passione per il caffè, com'è iniziata? Beh, la mia passione è iniziata tardi perché la mia prima passione è la musica. Quindi ho cercato di seguire prima questa strada e poi la mia passione per il caffè è nata perché è una tradizione di famiglia e quindi per chi come me, così verso le tradizioni di famiglia un po' ribelle, diciamo, ci ho messo un po' a svilupparla, però poi una volta che ci sono entrato è diventata una Ce l'avevi malattia. nel È sangue, diventata una come si dice, malattia, no? sì, sì, esatto, esatto. E allora, tra poco con te vedremo un po' come assaggiare, come gustare un caffè, come conoscerlo e insomma come magari fare anche dei percorsi per chi ama e vuole approfondire questa tradizione. Ma prima però parliamo di sapori del Friuli Venezia Giulia, Alberto, quindi andiamo con Despar a scoprire che cosa ci propongono insieme a Maria. A te Maria. Eh sì, Barbara, siamo pronti per partire per una nuova avventura insieme a Promoturismo FVG. Ci prepariamo per un vero e proprio viaggio tra i sapori, le storie e le eccellenze del nostro bellissimo territorio che è il Friuli Venezia Giulia. Il tour Sapori di Friuli Venezia Giulia è pronto infatti a tornare con una nuova edizione ancora più ricca che attraverserà il nord-est e arriverà fino in Carinzia. Un progetto che unisce territorio, gusto e tante belle persone, tanti esperti del nostro territorio. Per raccontarcelo abbiamo con noi Tiziana Pituelli, responsabile marketing e ufficio stampa ad Friuli Venezia Giulia per Despar Nord. Tiziana, benvenuta. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno anche a voi. Allora, partiamo subito per questo tour Sapori di Friuli Venezia Giulia, che ha già riscosso grande successo nell'edizione 2024 e ora si apre anche al resto del nord-est e alla Carinzia, si allarga sempre di più. Come è nato intanto questo progetto? Allora, intanto è nato nel 2021, quando Despar Nord ha deciso di aderire a questo progetto importante regionale. Io sono Friuli Venezia Giulia. Già all'epoca per noi non è stata una dichiarazione di intenti, in quanto nella nostra azienda da diversi decenni siamo attenti verso i territori dove siamo presenti e concretamente, attivamente promuoviamo, difendiamo e incentiviamo le filiere locali. Quindi gli obiettivi erano comuni. Abbiamo deciso di sottoscrivere questo progetto regionale. Prima siamo partiti con una collaborazione più operativa nei negozi. Lo scorso anno si è deciso assieme che era giunto il momento di evolvere questo tipo di progetto. E per questo siamo partiti e ci siamo resi disponibili alla proposta di Fondazione AgriFood e Promoturismo nel salire assieme su questo track che noi definiamo un ristorantino itinerante, per andare in giro lo scorso anno nella nostra regione e far conoscere le persone che rappresentano le aziende del nostro territorio. Perché ne abbiamo delle eccellenze anche micro locali importantissime, dove salire sul track non vuol dire solo degustare i loro prodotti, ma ascoltare i sentimenti che con i loro racconti ti trasferiscono, storie di famiglie spesso tramandate da generazione a generazione, o ragazzi del nostro territorio che hanno deciso non di andare all'estero, ma di trovare uno spazio proprio nella nostra regione e quindi creare nuove aziende giovani. È fondamentale, riteniamo da sempre,
che sia il pubblico che il privato collaborino assieme per l'economia della nostra regione, perché tutti noi abbiamo poi degli strumenti di comunicazione e di valorizzazione alle volte diversi, e mettendosi assieme, ma questo lo diciamo spesso, assieme si arriva lontani. Questo mi piace tantissimo perché, come dicevi bene, fare squadra è davvero molto molto importante. Poi conoscere questi prodotti attraverso le voci di chi li coltiva, di chi li porta avanti con passione, di chi magari poi li cucina e li porta direttamente nel piatto, ci fa assaporare ancora di più il gusto buono del nostro territorio. E arriviamo anche al Tour 2025, che si preannuncia, diciamo, ancora più ricco, perché ci saranno 13 tappe, un programma che abbraccia veramente tantissime regioni e perfino l'estero. Ti chiedo quali sono le novità principali anche di questa edizione e quali sono le esperienze che potranno vivere i visitatori. Ok, allora 13 tappe, 9 in Friuli Venezia Giulia, partiamo sabato e domenica da Lignano Sabbiadoro, e 3 tappe fuori regione in Italia, e ringraziamo Promoturismo, Fondazione AgriFood, la regione. Noi ringraziamo la regione Veneto che ci ospiterà. Mi permetti di guardare il foglio perché abbiamo delle date abbastanza serrate. Domenica 29 giugno e lunedì 30 giugno saremo in Prato della Valle, il comune ci ospita con il nostro track. Andremo in Emilia Romagna, dobbiamo definire la location, ma probabilmente Reggio Emilia, sempre a giugno, il 14 giugno e il 15 giugno. Ringraziamo il Trentino Alto Adige, saremo a Trento a settembre. Queste le 3 tappe fuori regione. Concluderemo anche quest'anno con i nostri cari amici confinanti austriaci che ci ospiteranno a Klagenfurt. Ci saranno 3 degustazioni nell'arco di una giornata, quindi potranno salire sul track 30 persone per degustazione, 90 persone al giorno. Pagheranno per iscriversi 10 euro che verranno restituiti però con un buono spesa da Despar. Quindi il perché pagare? Perché è l'unica maniera attraverso Eventbrite per potersi iscrivere. Quindi questo non potevamo. E poi è giusto dare un valore anche a questo tipo di progetti. Ogni tappa vedrà coinvolte aziende del territorio, vedranno coinvolti chef del nostro territorio che lavorano in ristoranti o in trattoria, quindi sul track sale l'azienda, sale il professionista chef, salgono dei giovani e nuovi moderatori friulani che racconteranno e faranno da spalla o in aiuto anche alle aziende per raccontarsi. Che bello anche che sempre più gente vuole conoscere il nostro Friuli Venezia Giulia attraverso proprio i suoi prodotti e il suo gusto. Ci anticipavi anche che ci saranno dei protagonisti importanti, quindi ti chiedo se hai qualche nome anche delle prossime tappe, proprio quelle che si avvicinano, che ci puoi già raccontare, sì. E come possiamo anche iscriverci per rimanere anche aggiornati e poi soprattutto per salire sul track. Devono iscriversi tramite Eventbrite. Semplicemente se si cerca nel motore di ricerca sapori di Friuli Venezia Giulia 2025, ti esce il link di Eventbrite, è molto semplice, clicchi sopra, segui le istruzioni e ti iscrivi tramite Eventbrite. Lignano Sabbiadoro, chi abbiamo alla prima tappa? Alla prima tappa abbiamo come chef Luca Sacilotto del Folador di Pordenone, avremo come aziende Latteria di Castion, Salumificio Le Glaciere, Gruppo Vinicolo Fantinel, Panificio Petris, come moderatore De Filippis. Ci tengo anche a citare Officina, che è questa azienda di Cervignano, Max Plet, Massimiliano Plet, tutti che si uniscono e agiscono per un unico obiettivo, e questo è il bello di fare squadra. Tiziana, grazie per essere stata con noi, grazie a Tiziana Pituelli, grazie a Despar Nord per portarci in questa nuova avventura. Ci vediamo sul track di Sapori di Friuli Venezia Giulia. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Benissimo, e noi dal Friuli Venezia Giulia torniamo invece a Trieste e al nostro caffè con Alberto Poloiaz. Allora, Alberto, parliamo di degustazione di caffè, ricordiamo un po' qual è il modo corretto per assaggiare un buon caffè, o proprio se vogliamo invece assaporarlo, o qual è il gusto del caffè, perché in effetti veramente ce ne sono tante di sfumature, di tipologie assolutamente appunto di caffè da assaggiare con più o meno
Sì, anche inaspettate, diciamo, per il consumatore medio. Allora, diciamo che facciamo una prima distinzione, perché esiste un assaggio tecnico che è appunto dei professionisti specializzati, che si fa in laboratori, che si fa all'interno di aziende, si fa usando un protocollo specifico che prevede insomma, determinati parametri. Adesso non andiamo ad annoiare gli ascoltatori sugli aspetti tecnici. Però ecco, si segue un percorso un po' similmente a quello che potrebbe essere il percorso del sommelier per il vino, e quindi si diventa non solo diciamo assaggiatori, ma si diventa a capo di un controllo qualità, ecco, all'interno dell'azienda. Invece quello che forse più interessa al consumatore è come si assaggia un caffè quando vado a consumarlo al bar. Beh, qui ci sono delle fasi. E la fortuna è che diciamo siamo già equipaggiati, no? Per poter valutare qualsiasi prodotto, per poter valutare qualsiasi prodotto dal punto di vista qualitativo, incluso quindi anche il caffè. E quindi si segue un po' quello che è anche l'istinto, se vogliamo, no? Quando assaggiamo, beviamo qualcosa, la prima cosa è portarla al naso, perché il naso è la nostra prima barriera, no? A livello fisiologico, il naso ci dice apri o non apri la bocca, no? Quindi questa cosa può farti bene o può farti del male. Lo stesso principio quindi vale anche nella degustazione del caffè, si porta la tazzina al naso, se ci sono degli odori sgradevoli chiaramente si evita anche poi di ingerire il liquido. In fase di analisi si possono analizzare sentori molto positivi come il floreale, il fruttato ad esempio è un sentore che è molto comune nei caffè, soprattutto di alta qualità, che però ci si aspetta poco, perché il sapore del caffè che tu mi chiedevi normalmente viene spesso associato a sentori caldi, come il caramello, la nocciola e sentori, diciamo, volendoli dare un colore tendenti al marrone, no? Certo. E tutte le sfumature del marrone. Però il caffè, essendo il seme di un frutto, ha anche molti sentori floreali e molti sentori fruttati, soprattutto il caffè di alta qualità. Questo poi dipende, come per tutti i prodotti, dalla varietà, dipende dal tipo di lavorazione, dipende poi anche diciamo, dalle fasi di controllo che sono state seguite dal raccolto in avanti. Quindi una volta portato al naso e valutato a livello organolettico, si passa a degustarlo. E nella degustazione fondamentalmente si valuta quello che è il sapore, quindi diversamente dal gusto, i gusti sono 5, i 5 gusti base, nel caffè ne troviamo 3 su 5 normalmente, quindi troviamo l'acidità, il dolce e l'amaro che devono avere un certo equilibrio tra di loro, e poi troviamo i sapori invece sono quegli aspetti che si aggiungono all'attività retronasale o retroolfattiva per darci il sapore di non so, nocciola piuttosto di lampone, frutta, eccetera. E poi c'è l'analisi tattile, che è quella che riguarda la densità o la corposità della bevanda. Per fare una sintesi, Beh, molto interessante comunque, Sì. anche perché questi sono aspetti che valutiamo anche nel bere un caffè, anche inconsciamente. E poi, tra l'altro, nell'assaggiare una tazzina di caffè c'è anche tutto il suo percorso, e quindi nel, diciamo, determinare il suo sapore, anche ad esempio il momento in cui al bar ce lo preparano diventa importante. Sì, assolutamente. E poi una cosa importante è che noi siamo abituati ad associare alla parola caffè l'espresso, no? Ma l'espresso è un metodo di consumo che tra l'altro non è nemmeno tra i più utilizzati, no? A livello globale. A livello globale uno dei metodi più utilizzati è il caffè filtro o i sistemi a percolazione, diciamo, no? Che hanno caratteristiche diverse e molti cercano delle similitudini tra i due, ma che è proprio sbagliato, perché sono proprio due metodi diversi, no? di preparare il prodotto, e quindi normalmente si definisce il filtro acqua sporca, no? Perché rispetto all'espresso è meno denso, ma che è proprio una caratteristica però dell'espresso, no? L'espresso viene prodotto con una certa pressione, ha una certa tempistica, no? L'espresso si chiama espresso proprio perché è veloce, Perché no? è veloce. È veloce nella preparazione, però poi il consumo dovrebbe essere quello che si dedica a qualsiasi altro prodotto. Invece purtroppo anche nel consumo si è normalmente espressi, no? Anche nel consumo del caffè. Il caffè filtro ha altre caratteristiche, ha altre anche caratteristiche insomma dal punto di vista tecnico su come si estrae,
ed altre caratteristiche organolettiche di conseguenza. E sono due bevande molto distinte, cioè gli ingredienti sono gli stessi, perché gli ingredienti per preparare un buon caffè sono sempre un'ottima acqua e un ottimo caffè. Giusto? Però poi come vado a prepararli, questo cambia, cioè è come paragonare, non lo so, uno zabaione a un uovo fritto, ecco, cioè sempre di uova si parla, però sono due cose diverse, vero. no? Molto diverse. Ma senti, invece il caffè della caffettiera, della moka? E sul caffè della moka ci sono tanti falsi miti che Andrebbero... sì, andrebbero demoliti. Resistono ancora, la caffettiera... Non si lava? Esatto, No. sì, esatto. Ecco, guarda, c'è una bella immagine Ah, sul ecco, sito di te con una caffettiera gigantesca. questa è una caffettiera gigante con cui ho vinto un campionato, il primo campionato italiano della moka nel 2018, se non sbaglio. E questo era il premio, uno dei premi al vincitore. Sì, sulla moka esistono tanti falsi miti che resistono a distanza di un secolo, perché la moka è degli anni 30, quindi ci stiamo avvicinando al 100° anniversario dell'invenzione della moka, al secolo di vita. Però dei falsi miti purtroppo continuano a resistere, tra cui appunto quello della pulizia. Invece la moka va trattata come qualsiasi altro attrezzo, no? che usiamo in cucina, per cui assolutamente va pulita. L'acqua, come si può vedere da questo video, meglio non usare quella del rubinetto, meglio usare quella in bottiglia. Tra l'altro perché... sul tuo sito, sul sito di Bloom Coffee School, c'è anche tutta una sezione dedicata che spiega come fare il caffè nella moka, c'è Esatto, il video. sì, esatto, anche perché la moka è un metodo di preparazione a cui tengo tanto, un po' perché è tradizionale e anche Anch'io lo perché... apprezzo, sono affezionato. Sì, ma un po' tutti, ed è anche un veicolo per arrivare a casa delle persone, no? Quindi anche un veicolo per portare il messaggio, questi messaggi che stiamo portando adesso, sul come si prepara, come distinguere un caffè di qualità, no? Con la moka è tutto un po' più facile, perché la moka la prepara chiunque a casa. Diversamente dalla caffettiera napoletana, che è passata un po' in disuso, però anche quella mi piacerebbe che fosse rivivesse questa seconda vita, perché come metodo di estrazione è addirittura migliore, secondo me. Ma ovviamente, dai, sì, rispetto alla interessante. moka, sì, perché la moka non nasce poi per estrarre il caffè, no? In questi giorni si sta parlando molto di moka per, diciamo, la triste notizia della cessione del marchio, no? Che non è più in mani italiane, quindi si parla molto delle origini. E quindi ormai è risaputo che la moka nasce da un'intuizione di Alfonso Bialetti, che vide questo metodo di lavaggio dei panni, no? E quindi decise di trasferire questo sistema all'estrazione del caffè. Quindi non nasce Pensa un per po'. estrarre il caffè, ma nasce per pulire i panni, la moka. Però ci piace perché ha tutta questa tradizione lenta Sì. di preparare il caffè. Il suo di mettere- design poi Sì. diciamo che sì, la rende unica, senz'altro. Adesso c'è sempre di più l'abitudine di portarsi a casa le macchinette dell'espresso, no? Che poi comunque è un altro tipo di caffè, come dicevi giustamente tu, un Sì, altro modo sì, per sì, assaggiarlo. Però insomma avere una moka per prepararla anche magari... Poi uno sceglie il momento della giornata, no? Alla mattina, col profumo che Sì, esce dal esatto. caffè. E poi è molto più indicata da preparare a casa, perché una macchina, per quanto possa essere performante, o è una macchina professionale da bar, e quindi con le caratteristiche di una macchina professionale da bar, anche con i consumi, se vogliamo, della macchina professionale da bar, altrimenti è un po' uno scimmiottare, no? E l'espresso nasce nel bar perché l'espresso andrebbe consumato nel bar. Io sono d'accordo con te. A casa Ecco. la moka e l'espresso al Esatto. bar. E insomma è sempre un bellissimo momento da ripercorrere. A proposito di questo e di caffè, so Alberto che poi tu con la tua scuola fai questi corsi proprio dedicati a questo. Raccontaci un po' qual è il vostro scopo, di che cosa vi occupate che riguarda la cultura del caffè. Sì, allora diciamo i corsi spaziano dalla materia prima, come si può vedere dall'immagine, fino ai corsi di caffetteria. I corsi di caffetteria non sono la nostra specialità in un certo senso, perché noi nasciamo come azienda di importazione di materia prima, di caffè verde, quindi questa è la nostra attività principale. E quindi la nostra specializzazione è proprio sul controllo qualità della materia prima, su come va tostata la materia prima,
e come va estratta e soprattutto come va analizzata dal punto di vista sensoriale. Quindi diciamo che la nostra specializzazione sono questi tre ambiti: materia prima, l'aspetto sensoriale e la tostatura. Poi i corsi di caffetteria ovviamente li facciamo, però diciamo che anche i corsi di caffetteria si trovano un po' dappertutto, ecco, mentre su corsi un po' più specifici come questi sul controllo qualità, insomma, bisogna affidarsi a mani esperte. Io non mi autodefinisco esperto perché sono un allievo costante della vita e anche di Giusto. conseguenza anche del caffè, però ecco, io personalmente sono 20 anni che sono ormai nel settore, la mia famiglia da quasi un secolo, ecco. Beh, però è anche un percorso per chi vuole diventare un professionista in Assolutamente. questi ambiti. Esatto, Ed è sì. un'opportunità molto interessante. Beh, Alberto, torneremo comunque a parlare di caffè insieme a te tra poco, perché prima andiamo a fare un attimo la spesa di maggio con Maria che ci porta ai supermercati Bosco. Ed è tempo quindi di scoprire anche cosa andare a mettere nel carrello in questo mese di maggio, come puntare sulla stagionalità e anche un po' sul risparmio, sul guardare al portafogli avendo quel gusto veramente ricco anche di questa stagione che va tra la primavera e iniziamo a dare uno sguardo già anche all'estate, perché sono tantissimi i prodotti che arrivano proprio in questo mese di maggio e noi li andiamo a scoprire tutti ai supermercati Bosco di Trieste, dove tantissimi colori stanno animando già le corsie del supermercato. Quindi cosa mettere nel nostro carrello in questo mese che ci scalda con piatti freschi e colorati? Partiamo subito dalla frutta, perché maggio è proprio il mese delle nostre amate fragole, le vere regine di questa stagione, rosse, succose, perfette per una macedonia o anche per una crostata fatta in casa, perché no? Spuntano poi già in questo mese le prime ciliegie che iniziano a colorare i banchi dei supermercati Bosco, soprattutto quelle precoci che arrivano dal sud Italia, e poi anche le nespole, spesso sottovalutate forse, ma sono dolcissimi e ideali anche per fare delle buone marmellate. Non dimentichiamoci limoni profumatissimi, ottimi per condire, per dare quel tocco agrumato, e anche albicocche e pesche che saranno sì solo all'inizio, soprattutto nel finale del mese, ma iniziano già a fare capolino. Passando invece alla verdura di maggio, ci sono i nostri carciofi di cui abbiamo parlato, che stanno per salutarci, quindi è il momento perfetto per approfittare di un ultimo piatto a base di carciofi, ma fanno il loro ingresso trionfale anche gli asparagi che veramente stanno spopolando in questo periodo, sono perfetti per piatti molto molto gustosi e anche per tantissimi eventi da non perdere proprio qui in Friuli Venezia Giulia. Poi ci saranno le fave fresche, ideali crude per un abbinamento rustico e tipicamente proprio italiano, e i piselli sono un altro tesoro di questo mese, dolci, teneri, ottimi per zuppe vellutate o anche così saltati in padella come contorno. E sulle insalate spazio a lattughe, cicorie, spinaci teneri e ravanelli, croccanti, freschi e leggeri. Ma noi pensiamo anche al pesce, perché anche questo ha la sua stagionalità. Si trovano le alici, le sarde, perfette per preparazioni semplici e saporite, e tornano anche i grandi classici come orata e branzino, che sono ottimi da fare al forno con le patate novelle. Già me li immagino per un bel incontro, un bel pranzo di condivisione. E per chi ama qualcosa di più elaborato, calamari e seppie, magari una buona insalata tiepida o un risotto da perfetti chef. Questo sta a voi deciderlo. Insomma, maggio è veramente il mese della varietà e del colore. Seguire la stagionalità è un gesto semplice ma importante, perché significa anche mangiare meglio, spendere il giusto e rispettare l'ambiente. Ricordatevi che i supermercati Bosco sono sempre vicini a voi, soprattutto con le persone, quindi chiedete ai membri del team di farvi un po' un racconto di tutto quello che potete trovare del nostro territorio, perché cucinare bene comincia proprio da una buona spesa. Quindi andate anche sul sito gruppobosco.it per scoprire le ultime offerte e rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede in città, a Trieste e in Friuli Venezia. Benissimo, grazie allora Maria, e vediamo anche la ricetta di oggi, che è quella di Laura da Pordenone. Per preparare un dolce velocissimo ho chiamato appunto dolce primavera. Vi basteranno 3 uova, 200 g di zucchero, 250 g di farina 00, mezzo bicchiere di olio di semi, la buccia di un limone grattugiato, 125 g di yogurt magro, una bustina di lievito dolci. Impastiamo tutto assieme, inforniamo a 170 gradi 35-40 minuti e la nostra torta facile facile è pronta da gustare e da portare ad un picnic. Ma oltre al caffè, questo è anche il momento dell'anno dedicato all'asparago, e quindi ancora una volta noi vi portiamo alla 25esima edizione della storica rassegna gastronomica dedicata proprio all'asparago friulano.
promossa dal Ducato dei Vini Friulano. Dopo i primi appuntamenti che hanno acceso i riflettori, ovviamente su Tavagnacco, Cormons e Mortegliano, oggi è la volta dello storico ristorante La Dimorè di Udine. Sarà una serata all'insegna del gusto e della tradizione, con protagonista il meraviglioso turione, ovvero l'asparago bianco e verde che viene coltivato proprio nelle terre del Friuli Venezia Giulia. In ogni ristorante aderente non può mancare il piatto simbolo della manifestazione, e qual è? Ovviamente asparagi e uova, accompagnati da originali creazioni culinarie firmati dagli chef e dagli eccellenti vini friulani, ovviamente in primis i bianchi, ma attenzione, c'è anche qualche incursione di rossi audaci. Il calendario proseguirà poi il 9 maggio alla locanda Devetac 1870 di San Michele del Carso, il 15 all'Osteria della Stazione di Milano, il 16 alla Dinette di Grado, il 23 ad Aedo Punk di Portogruaro e si chiuderà il 30 maggio all'Osteria Solder di Corno di Rosazzo. Si tratta di un'occasione veramente imperdibile per celebrare i sapori del territorio, ma anche la creatività dei nostri chef. Asparagus d'Argento vi aspetta, non perdetevi l'opportunità, insomma, di assaggiarlo nei luoghi migliori della nostra regione. Ma noi vi portiamo anche in montagna, perché queste belle giornate ci portano a fare le prime escursioni, a godere della natura che esplode sui monti del Friuli Venezia Giulia. E allora, se vogliamo visitare le bellezze, ad esempio, di Camporosso e della Val Canale, in questi giorni veramente rigogliosa, possiamo approfittare delle prime passeggiate sul Monte Lussario. Per esempio, vi suggerisco anche una bella passeggiata a visitare l'orrido dello Slizza. È questo orrido che appunto è una parte del torrente Slizza, veramente affascinante. Potete passeggiare proprio lungo il corso d'acqua, fermarvi per un picnic e fare delle foto indimenticabili. Inoltre, proprio da quelle parti passa anche la pista ciclabile, quindi cosa c'è di meglio che un bel giro in bicicletta? Ricordo che poi c'è anche la possibilità di noleggiare le bici in loco. Se non le avete, volete arrivare comodamente lì, trovare la vostra bici direttamente sulla pista alla base del Monte Lussari, partire per il vostro tour. E poi una sosta obbligata da David, che vi aspetta completamente rinnovato, pronto per accogliervi con golose merende, pranzi dedicati a chi vuole fare un'escursione in montagna, dei dolci eccezionali, un buon caffè, un cioccolato caldo o anche semplicemente la merenda da prendere e portare via. Arrivate la mattina, dovete partire per un'escursione, vi fate fare i panini, loro ve li incartano e voi ve li portate dietro per la vostra escursione, il vostro giro in bici, comodo e senza pensieri. E poi tutta la cortesia di benvenuta e il suo staff vi aspettano. E ancora, invece, se avete scelto Sappada per le vostre passeggiate, volete visitare i bellissimi borghi di Sappada, fare una passeggiata nei dintorni, ce n'è veramente tantissimo da vedere. Ovviamente fate una sosta ad Alimentare Cardis per il vostro picnic all'aperto, per il vostro pranzo, per portare a casa invece anche qualcosa della tradizione come souvenir, quindi assaggi del luogo o preparazioni di gastronomia che potete ordinare e portarvi ad esempio in appartamento per un gustoso pranzo con i sapori della tradizione. Però dopo questo nostro piccolo excursus in montagna andiamo anche nella vicina Carinzia, perché indovina un po', ci parlano anche lì di caffè con Meine Sonntag. Scopriamo un po' che cosa ci devono raccontare. Barbara, sì, abbiamo parlato di caffè insieme al nostro ospite Alberto, e anche gli amici di Mein Sonntag si sono voluti un po' unire alla festa. Mein Sonntag, rivista di viaggi ed enogastronomia, ci porta a Villach, dove trovate una delle migliori 15 torrefazioni addirittura del mondo. Martin Kribic della caffetteria Villach si è infatti assicurato il 14° posto tra i migliori torrefatori del mondo proprio con la sua torrefazione, e in qualità di attuale campione nazionali di torrefazione della Specialty Coffee Association Austria, Martin Kribic si è qualificato per il campionato mondiale dei torrefatori. Quindi abbiamo veramente un'eccellenza. Alla World Coffee Roasting Championship 2025 vengono premiate le prestazioni eccellenti della torrefazione del caffè, e in questo evento, strutturato in 3 fasi, i partecipanti vengono valutati in base alla loro performance nell'analisi del caffè e sviluppano un profilo di torrefazione che esalta al meglio le caratteristiche desiderabili del caffè verde, quindi proprio delle basi. L'obiettivo dei partecipanti è ottenere dalla stessa varietà di caffè verde la tazza di caffè torrefatto definitiva, quindi quella finale. Il campionato, con i suoi 3 giorni di gara, è più simile a una maratona che a uno sprint, e richiede ai partecipanti di dare il massimo, soprattutto in termini di saldi, come avrete potuto capire. Ogni singolo passaggio del lavoro viene osservato e registrato attentamente dai giudici. Non si tratta solo di torrefare il caffè, ma di valorizzare il prodotto crudo e il lavoro che c'è proprio
dietro attraverso l'arte della torrefazione. Giudici certificati valutano i concorrenti su decine, davvero tantissimi criteri, dalla preparazione prima della torrefazione fino alla degustazione finale del prodotto, quindi proprio tutto. Se volete quindi provare uno dei caffè più buoni al mondo prodotti nella piccola torrefazione artigianale di Martin, dove lo potete fare una pausa caffè proprio in Carinzia e godervi il vostro caffè su un tavolino all'aperto nella meravigliosa cittadina di Villach. Quindi continuiamo a girare il nostro territorio e continuiamo a gustare anche cose buonissime. Trovate tutte le informazioni anche sul sito meinsontag.at e direi, Alberto, che il caffè buono si può gustare un po' ovunque. In Italia ovviamente noi lo usiamo come uno dei protagonisti della nostra tavola. Cosa ne pensi di questo austriaco? Ma guarda, a livello europeo si sta crescendo molto da questo punto di vista, e anche un campionato che tra l'altro io stesso ho fatto 2 anni fa, adesso in quanto coordinatore nazionale non posso più farlo, ma è molto divertente. E ci tengo a dire che Gianluca Lavacca, che ha rappresentato l'Italia, è arrivato settimo in questo mondiale, quindi insomma anche noi italiani ci facciamo rispettare, anche se purtroppo nei campionati non arriviamo sempre benissimo, però ultimamente stiamo crescendo molto anche come settore, e questo appunto da coordinatore nazionale della Specialty Coffee mi fa solo che essere felice. C'è tanto ancora da fare, e la cosa che pensiamo da italiani è quella di un po' tenere in mano tutti i segreti che riguardano il caffè, ma purtroppo così non è. L'estero sta crescendo molto, la parte asiatica soprattutto, i giapponesi sono fissati di caffè e si aggiudicano spesso tante competizioni, per non parlare dei coreani, ma anche gli americani. Però ecco, gli italiani stanno crescendo, e quindi questo è un buon segnale per il nostro settore sicuramente. Beh, è giusto, dici bene Alberto, e allora finiamo con la stagione che ci aspetta. Io ho una domanda per te, insomma, che ne pensi dei vari caffè freddi? Beh, in vista dell'estate sicuramente un qualcosa di alternativo, perché non sempre si ha così la voglia di un espresso d'estate, questa bevanda calda. Ci sono anche qui tantissime possibilità, perché normalmente si tende a pensare al caffè freddo come sempre rivolto all'espresso, no? Quindi sempre declinato con la preparazione espresso. Esistono però molti altri anche qui metodi di preparazione, soprattutto il cold brew, che si può vedere esatto qua nell'immagine, ovvero un'estrazione usando acqua fredda con tempi un po' più lunghi, chiaramente, che però, come dicevo prima, no? Ogni metodo di estrazione prevede tecniche diverse, tempi diversi, granulometria diversa. Adesso non entriamo troppo nel tecnico, ma questo cosa vuol dire? Che da un caffè io posso estrarre un bouquet aromatico estremamente complesso a seconda del metodo di preparazione, quindi il cold brew è sicuramente un'ottima alternativa. Poi chiaramente questo non deve far pensare che un espresso shakerato sia per forza di bassa qualità, però diciamo che l'espresso non nasce per essere consumato da freddo, perché ha delle caratteristiche che lo valorizzano da caldo. Se lo facciamo raffreddare, infatti molto spesso nei shakerati si usa l'aggiunta di zucchero, certo, perché altrimenti risulterebbe troppo amaro. In un cold brew questo non succede, quindi non si aggiunge lo zucchero. Quello è molto interessante anche per chi volesse gustare un caffè freddo Pensando alla linea anche. Esatto, vabbè, sì, perché questo... lo zucchero è sempre il amico nemico un po' della linea. Esatto. Se poi vogliamo bere tanto caffè. Esatto. Giusto, allora Alberto, noi ti ringraziamo davvero. Grazie a voi. Per questo viaggio nel mondo del caffè, e grazie anche agli approfondimenti che avete fatto poi sul vostro sito. Noi speriamo di rivederti presto, intanto ti auguriamo buon lavoro. Grazie a voi tutti. Noi di Radio Chef invece vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Vi ricordo che sul sito radio.0.it trovate tutto quello di cui abbiamo parlato, le puntate da rivedere, da risentire e soprattutto le ricette da condividere. Un buon fine settimana a tutti, ci ritroviamo la settimana prossima. Ciao!